Stava percorrendo via Mattei in direzione Conegliano Matteo Tommasi, il 25enne che poco prima delle 12 ha impattato contro un'auto che usciva da via Meucci nell'area industriale di Vittorio Veneto. Uno scontro violentissimo che ha sbalzato il giovane centauro a 10 metri dal luogo dell'incidente. L'elicottero è arrivato da Belluno, l'ha trasferito d'urgenza in gravissime condizioni all'ospedale Cafoncello di Treviso. Matteo nel pomeriggio è spirato. Troppo gravi le ferite riportate. L'arrivo tempestivo dei soccorsi nei primi minuti aveva fatto sperare che il 25enne potesse cavarsela, ma le sue condizioni si sono aggravate con il passare delle ore. Il giovane di Colle Umberto è l'ennesima vittima sulle strade della Marca. Appassionatissimo di moto, conosceva bene la sua KTM su cui era in sella. Al momento dell'impatto indossava regolarmente il casco. Un destino legato alla sua passione che non gli ha lasciato scampo. Unanime il cordoglio dell'amministrazione di Colle Umberto. Famiglia molto nota, dava una mano nell'esercizio di famiglia, siamo tutti senza parole, attoniti. In questi momenti non ho parole. Era un grande appassionato, un ragazzo pieno di vita. In questo momento non ho altro che parole di cordoglio e vicinanza alla famiglia in questo momento. I genitori di Matteo Tommasi sono i gestori di un alimentari del paese e per questo molto conosciuti. Alla notizia della morte gli amici si sono radunati davanti al negozio. Matteo, oltre alla passione per le moto, giocava nella squadra amatoriale del Collywood nel ruolo di portiere. Non è grave, non avrebbe riportato ferite significative invece il 69enne di Vittorio Veneto alla guida della Mitsubishi Pajero. Secondo le prime ricostruzioni, il violento impatto è avvenuto quando la vettura stava uscendo da via Meucci. Ancora in corso l'indagine per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Disagi importanti sul traffico, con pesanti rallentamenti lungo tutta la direttrice che collega via Mattei alla zona industriale.